27,66 per Safra Yuval, atleta dello Zvezda Krani, dalla terza corsia, classe 1993, accreditato in assoluto con il miglior tempo di iscrizione per la categoria junior 3,55,16. Incalzato però da vicino da Cometto e Speranzon. Andiamo a vedere la situazione. Cometto passa avanti 57,53 ai 100 metri, vicino a lui Yuval 57,70 e poi Speranzon 57,96. Loschi era passato in 59,11 nei primi 100 metri. In un parallelo virtuale sarebbe in terza posizione ora ai 150 dietro a Yuval, che si è riportato al comando in 1,28,23, Cometto 1,28,74, Speranzon 1,28,75. In quarta posizione sarebbe Loschi, che aveva virato in 1,30,24 ai 150. Ma siamo a metà gara. Dalla terza corsia Safra Yuval 1,58,86, deciso a fare la differenza dopo l'attacco di Cometto. Ha reagito l'atleta di Krani. Speranzon intanto 1,59,89, anche lui sotto i 2 minuti, segue a 1 secondo e 03. Mattia Cometto, distanziato da Yuval di 1 secondo e 19, ha virato ai 200 metri in 2,00,05. Loschi 2,01,59 di passaggio a metà gara, sarebbe in quarta posizione in questa prima serie maschile junior. Intanto sono i blocchi per la quarta serie assoluta maschile. Simone Manovali, canottieri Garda Salò in corsia 2, Alberto Pavan, Sport Life Montebelluna in 3, Matteo Ruffini, canottieri Garda Salò in quarta corsia. Safra Yuval ancora al comando 2,59,63, Speranzon 3,03,23, Cometto 3,04,33. Questa è la situazione ai 300 metri di gara. 3,04,34 era stato il passaggio di Daniel Loschi, dunque un parallelo con Mattia Cometto, sarebbe solo 1 centesimo dietro. In quarta posizione Loschi. Si giocano tutto nell'ultima vasca, nelle ultime 2 vasche questi atleti, con Safra Yuval che prenota la vittoria, un vantaggio di oltre 4 secondi, 3,30,33 per lui di passaggio, Speranzon 3,34,77, poi Cometto 3,36,01. In questo momento Moises sarebbe davanti a Cometto. Dunque dobbiamo aspettare le bracciate finali per la classifica generale dei 400 stile libero junior, che vengono vinti da Safra Yuval 4,00,56, 4,00,56 for Safra Yuval. First place in the 400 meter freestyle Luca Speranzon 4,05,18, 4,06,86 il responso cronometrico di Mattia Cometto, che dunque va alla